Quali vantaggi avere questi nuovi mezzi nella tratta Chioggia-Venezia? Il vantaggio principale è un vantaggio in termini di sostenibilità ambientale. Grazie al biometano non solo si tratta di mezzi che abbiano zero emissioni, ma soprattutto appunto mezzi che consentono, attraverso anche l'economia circolare, di ridurre, in qualche caso addirittura di assorbire CO2 rispetto a quella che sarebbe una condizione normale. Come sta investendo Arriva Veneto per il territorio di Chioggia-Venezia? Questi sono la prima tranche di autobus che entreranno in servizio tra pochi giorni sulle linee di collegamento che ha Arriva Veneto tra Chioggia e l'aeroporto di Venezia, tra Chioggia e Piazzale Roma. Fanno parte di un blocco di investimenti messi anche a disposizione, finanziati dalla Regione Veneto, e rappresentano un po' la prima emissione sul mercato dell'extraurbano dei mezzi a biometano. Il biometano è la nostra mobility green che stiamo portando avanti e che sarà per noi uno dei cavalli di battaglia, specialmente riguardo a quello che saranno il trasporto su una tratta che quasi potremmo definire una metropolitana leggera fatta su gomma. Di questi nuovi mezzi, quali caratteristiche ha più apprezzato Sindaco Ormelau? Beh, i nuovi mezzi sono ovviamente rispettosi dell'ambiente, il biometano, quindi è proprio l'evoluzione del rispetto della sostenibilità. Poi c'è una bella cosa che riguarda le persone diversamente abili, c'è una rampa tutta meccanizzata che può far salire a bordo una persona che è in carrozzina, quindi rispetto e attenzione verso le persone più fragili. E poi c'è anche la questione che all'interno del mezzo ci sono anche le porte USB per caricare i telefonini, per stare collegati, e quindi mi auguro che gli utenti abbiano comunque rispetto di tutto quello che c'è a bordo, quindi che sia sempre funzionante, ben tenuto, perché come l'hai trovato lo devi lasciare, quindi rispetto per tutto quello che è la strumentazione di bordo. Il vantaggio, ecco, in termini di riduzione, quanto si può valutare? Ma le stime che abbiamo fatto sono di circa 150 tonnellate annue per ogni mezzo, e questi sono mezzi che complessivamente, appunto, i 7 mezzi percorreranno oltre 800.000 km in un anno. Quali sono i progetti per quanto riguarda i trasporti della Giunta Comunale e dell'amministrazione? I progetti sono molti, perché sappiamo benissimo che la nostra città paga la carenza di infrastrutture. Ecco, quindi noi stiamo pensando al futuro anche dei trasporti. Per questo, lo ricordo, abbiamo fatto un incontro anche quasi un mesetto fa con la società Save, che è quella che gestisce poi l'aeroporto di Venezia, perché abbiamo parlato non solo di air taxi, di droni quindi, ma abbiamo parlato anche di tanti altri progetti che vedranno la nostra città ovviamente protagonista, perché è vero che dobbiamo pensare alle cose attuali, ai problemi attuali, ma dobbiamo avere sempre uno sguardo rivolto al futuro, perché altrimenti Chioggia anche fra 5 anni si troverebbe nuovamente esclusa.